Amici e amiche di Matoscacco, è nato il nuovo motore scacchistico più forte di tutti i tempi. Ciao amici, benvenuti e notiziona bomba. Su chess.com è stato segnalato l'inizio di una nuova epoca, un nuovo motore scacchistico. Sappiamo che è tra i più famosi, c'è AlphaZero, Lela Chess, Stockfish, ma a quanto pare Torch sarà il nuovo motore che darà filo da torcere, giusto per rimanere in tema. È stato sviluppato dai migliori programmatori, dai migliori ingegneri, è stato finanziato da chess.com e a quanto pare, al momento ovviamente non è ancora disponibile per noi comuni mortali, ma a quanto pare in un futuro questo motore sarà possibile attivarlo direttamente da chess.com, quindi per analizzare anche le proprie partite. C'è stato un match fra motori scacchistici e Torch ha vinto contro tutti. Ha vinto contro il Komodo Dragon, che è un motore famosissimo, contro Ethereal e contro Lila Chess Zero. Quindi commosse allucinanti. Voglio ora farvi vedere questa partita dove Torch ha giocato col nickname di Mistero e il suo avversario Ethereal, che altro non è che il motore Ethereal, che attualmente è acquistabile per $60. Va bene, Ethereal, non Torch. Andiamo a vedere questa partita allucinante. Allora, al lato dei bianchi abbiamo Torch, dal lato dei neri abbiamo Ethereal e andiamo a vedere questa fantastica partita. Partita che noi esseri umani facciamo fatica a comprendere, quindi ci saranno delle mosse veramente impossibili. Allora, andiamo a giocare questa partita. Intanto già cavallo C3, no? È una cosa piuttosto strana. Qualche giorno fa avevo appunto pubblicato un video dove sconsigliavo questa mossa che fino a qualche tempo fa per la teoria è un errore, poiché non dà questa diagonale per la donna, ma qui il motore è appena andato fuori da questi schemi. Una difesa per il nero in stile Grunfeld, C5 subito. Qui vado veloce perché questa apertura, per quanto possa sembrare strana, il bianco ha già arroccato lungo, esiste. Fin qui tutte queste mosse sono già state giocate e se vai a vedere nei vari database li puoi trovare all'interno di partite blitz. Re in F8 e adesso arriva alfiere G5. L'alfiere era minacciato dal pedone, si è dovuto togliere e va in G5 minacciando la donna, costringendo in qualche modo al computer, a Ethereal, a spingere in F6. F6 comporta un indebolimento, perché noi sappiamo che ogni spinta di pedone comporta un indebolimento e questa è la diagonale debole. Ora, paradossalmente, se noi riuscissimo a portare la donna su C4, potrebbe arrivare un matto su F7. E adesso noi persona normale che cosa faremmo? Presumo una mossa di questo tipo, ma senza pensarci, cioè proprio la giocheremmo così. Non è il caso di Torch, il motore più forte di sempre, che gioca, signore e signori, E3, 2 punti esclamativi. Questo è un sacrificio a lungo termine. L'idea è che dopo F per G5, ed è così che va la partita, il tuo re è ancora più indifeso. E si sa, no? Adesso siamo in svantaggio di materiale perché abbiamo 3 pezzi leggeri contro 4 pezzi leggeri. Bisognerebbe evitare i cambi, ma questa regola non è valida per i motori, che alfiere per B6, B per 6. Questa mossa va contro ogni principio della semplificazione da evitare senza in svantaggio di materiale. Ok, gli hai scomposto un po' la struttura pedonale, ma questa mossa è rischiosa perché apri la colonna B, apri le possibilità di attacco verso il tuo rocco, una mossa che un giocatore umano ancora una volta non avrebbe mai giocato. E per D4
e qui arriva G4. Prima di ricatturare, qui c'è il trucchetto da parte di Ethereal di spingere su G4, evitando sviluppi di cavallo, ma soprattutto c'è il giochino alfiere H6 con l'idea di prendere la donna di Torch. Ovviamente Re B1 è una mossa piuttosto standard nell'arrocco lungo proprio per evitare questo tipo di giocate. Ora un giocatore normale, qui scusami, cavallo E7 da parte del nero che cerca di sviluppare gli ultimi pezzi. Ancora una volta un giocatore normale qui giocherebbe cavallo E2 per tenere di più questo pedone, per rimanovrarlo in G3 e via dicendo. Ancora una volta i motori giocano in modo diverso rispetto agli umani. H3, una mossa di difficile comprensione. L'idea probabilmente è quella di dare la massima forza alla propria torre. Donna C7, qui si poteva giocare E per D4. Secondo l'analisi del motore non è buona perché dopo donna F4, alfiere F5, ultima, altrimenti qui arriva il matto, no? Se sposti Re arriva il matto, su alfiere F5 c'è H per G4 e ovviamente si recupera il materiale con interessi. Quindi donna C7 viene giocata e ora donna in E2. Questa donna E2 è una di quelle mosse molto carine, si attacca il pedone E5, si attacca il pedone G4, ma soprattutto si dà la possibilità alla donna di entrare su C4 con possibilità di matto in F7. Queste possibilità che c'erano da prima, ti ricordi? Arriva alfiere 6 per impedire queste entrate e controllare la diagonale debole, H per G4 e ora, non so se ci hai fatto caso, Torch è riuscito ad andare in parità di materiale. È vero che siamo con un pezzo in meno, ma se contiamo i pedoni abbiamo 5 pedoni, 6, 7, 8 pedoni. Il bianco ha ancora tutti i pedoni contro 1, 2, 3, 4, 5. Incredibile partita. Torre B8, come dicevamo, adesso è il momento di Ethereal di divertirsi un pochettino contro di noi. Torre D3. Mossa di torre incomprensibile, e questa mossa rimane incomprensibile finché non vediamo che cosa farà questa torre. Vuole portarla in difesa, sacrificio, vuole portarla di qui, vuole portarla a dare scacco, non si sa, lo capiremo fra poco. H5 e ora cavallo F3. Wow, che mossa, il cavallo è pronto a prendersi tutte le case interessanti. G per H5 permetteva al nero cavallo F5 con importante posizione per quel cavallo e quindi la possibilità di togliere questo nostro forte avamposto. Cavallo F3 viene giocata in partita con appunto idee di entrare e ora alfiere per G4, sacrificio di un pedone, ma cosa se ne frega di un motore di sacrificare un pedone quando c'è la mossa donna di 2. Si prevedono probabilmente entrate da questo lato. Re G8 per mettersi al riparo, cavallo per E5, alfiere per E5, pedone per E5 e alfiere F5 minacciando la torre. Torre in G3 si inizia ad attaccare con tutti i propri pezzi il re avversario. C'è molta pressione, chissà se il computer nero riuscirà a salvarsi. Donna D7, donna G5, aumenta la pressione e aumentano le possibilità di sacrificio, torre per H5. Ci sono tante possibilità da parte di Torch. Torre F8 e qui, attenzione, arriva un'altra mossa del secolo, spinta del pedone in E6. L'idea è quella di sacrificare un pedone per dare la massima libertà ai propri pezzi e dopo alfiere per E6 ecco che la torre ha una potentissima colonna libera con attacco a raggi X su il punto E7. H4 minacciando la torre si deve spostare. Dove si sposta la torre? Probabilmente ti verrebbe voglia di raddoppiare. No, torre G4. L'idea è che se catturi io arrivo torre 7, la partita è finita, devi spostare la donna, arriva lo scacco matto o mi dai la donna, quindi non si può giocare questa mossa e in partita viene giocata la spinta in H3. Torch gioca G per H3, torre per H3 e ora un'altra mossa sorprendente. Allora siamo in un turbinio di mosse, c'è molto casino, c'è molto traffico, hai la torre sotto e qui gioca B3. Questa è una mossa molto importante da punto esclamativo
È una mossa che serve anche molto a noi umani. Spesso noi ci sentiamo sempre costretti di trovare la mossa perfetta, il sacrificio perfetto. In una posizione di questo tipo, cosa fanno i motori? I motori, senza alcuna fretta, prima lasciano una via di fuga al proprio re, così un giorno quando togli via la torre non hai scacchi matti, e poi si fa quello che si deve fare con calma. Ovviamente questa cattura al momento non è mai possibile, sempre per torre 7, torre in F5, minaccia sulla donna, e ora ovviamente il nero qui è stato ricostretto a restituire parte di materiale proprio perché tutti i pezzi del nero erano tutti passivi e relegati alla difesa. Quindi C per F5, alfiere per F5 e arriva torre in A4. Si attacca al punto A6, cavallo D5, torre in H4, manovre poco comprensibili, cambio. E ora arriviamo a questo punto dove generalmente due pezzi valgono di più della torre e quindi il nero dovrebbe avere più possibilità di creare minacce. È anche vero che qui c'è questo pedone passato che potrebbe dare qualche problema. Donna di 4 per difendere il proprio pedone, re F7. Adesso vado un pochettino veloce perché la partita è durata parecchie mosse e vediamo come Torch riesce a manovrare alla perfezione e coordinare la propria regina e la propria torre per dare parecchio fastidio, fin quando non arriverà il momento in cui verranno cambiate le donne sulla regina. E guarda che tipo di cambio viene fatto: regina in F4, cambio. Abbiamo, signore e signori, 3 pedoni incolonnati sulla stessa colonna. Come valuteresti questa posizione? Non so te, ma a me non piacerebbe avere 3 pedoni di questo tipo. Generalmente quello che si dice è che 2 pedoni incolonnati equivalgono a 1 e 3 pedoni incolonnati equivalgono a 1, ma Torch riuscirà a rendere questa debolezza una forza. Andiamo a vedere come. Cavallo in B4, torre di 6, ovviamente la torre deve rimanere su questa colonna evitando che il re possa entrare e dare una mano in difesa, anche se il re e l'alfiere devono sempre dare uno sguardo all'avanzamento di questo pedone. Re qui, e attenzione che cosa sta per arrivare. Signori, altra mossa del secolo. Torre per C6, sacrificio di qualità. Oh mio Dio, per vincere la partita. Tu sei veramente sicuro di vincere la partita in questa situazione? Io non lo sarei, ma Torch lo è. Re A5, prima ci andiamo a prendere tutti i pedoncini e poi io avrò troppi pedoni. Ok, ovviamente il nero non mi permette di catturare questo pedone. Entro. L'alfiere rimane sempre a guardia e ora spingo questo pedone. Spingo il pedone, arriverò col re in B8, dovrai togliere l'alfiere e dovrai sacrificarmelo. E guardiamo questa manovra. Re A7, il pedone che si avvicina, il re che lo sostiene e qui c'è poco da fare. Qui il Ethereal decide di giocare alfiere C4, si poteva anche sicuramente rimanere su questa diagonale, ma ovviamente a seguito di questa si va a promozione comunque, perché il re riesce a, insomma, 3 pedoni contro 1, questa partita è comunque vinta. Quindi decide invece di tenere l'alfiere in gioco, ma qui ovviamente la partita finisce. Si riesce a catturare l'alfiere e guarda come è molto interessante come Torch riesce a dare matto con re e regina. Noi sappiamo che il modo migliore per dare matto con re e regina è mettere la regina come se dovesse mangiare il re avversario a mo' di cavallo. E guarda ancora come rispetta questa regola alla perfezione. Ora attenzione, questa mossa non sarebbe più possibile perché porterebbe ad uno stallo. Parità, il re nero non può più muoversi, quindi arriva a 4. Arriva questa fantastica manovra di re. Unica mossa possibile ora per il re nero è andare in C8 e arriva lo scacco matto, signori e signori. È stata una partita, scusate, incomprensibile. Sacrifici di torre, sacrificio di pezzo in apertura a lungo termine. Chissà un giocatore come tal come commenterebbe una partita di questo tipo.
allucinante. Non oso stimare il punteggio Elo di Torch, soprattutto quando verrà ancora affinato e quando verrà veramente poi reso pubblico. Spazzerà via il buon Stockfish, Alpha Zero e tutti gli altri? Chi lo sa, lo scopriremo, vi tengo aggiornati ragazzi, ci vediamo alla prossima qui su Matto Scacco.